Ieri va della giornata, Vasarimo un'eridate, con bravura io tal dis, la mia tu parenti amis, tutti insieme in te chiasutte, ascoltarimo une storiute, conti truc se mustiri, ogni di si fa così, tutto più miel do gran furlan, non sta piedi di mamma, non sta là lontan lontan, sta ferti anche alla mamma, tutto più miel do gran furlan, non sta piedi di mamma, non sta là lontan lontan, sta ferti anche alla mamma, e non sta là lontan lontan, sta ferti anche alla mamma. Dunque, in tes cellulis des fueis son presents organoi clamats cloroplasts. In tai andi essi li svachis di Artemica, mongoli. In tai cloroplast è continuo della clorofile, una sostanza di... Ma insomma, che sti svacchi hanno deciso di mongolare il loro discorso proprio te perduti dopo misdì? Si viot che andi contasse come che fasin no, quando che velin dai nostri segreti. Può darsi, anini in devan, sumo. La clorofile, una sostanza di color verde che... ma c'è Isa alcuno? Questa è dal sicuro la voce di Beppo. Beppo? Sì, Beppo. Il mus di Attili, il massar. Senza fuar calrone. Ben, dal sicuro la voce non manchi. E come anni in devanco, quindi studia sciences. Allora. Una sostanza di color verde che chiappa il nome dal processo di fotosintesi. La clorofilla. Oh, insomma, mi pare che tutti gli animali si sedin da appuntamento sotto al tuo barcon che dopo misdì. Vonde. C'è confusione. Se continua così non arrivare neanche a finire il primo capitolo. Non arrivi a concentrare. Forse Dario? O hai chiatato la soluzione? No, dal sicuro, non potin arrivare a farlo scapì e a spiegare come di studiare. Ma ben frieulli, cracciolante, businante. L'ora fa impar dal ream dagli animali. Domandini ora loro di fanno di interpreti. Ci dici tu? Che ste sì che io ho un'idea geniale, mia. Biade l'ore un po' di cidinor. Grazie, Samis. Sì, mi par che avete capito, quindi bisogna di un po' di cidinor e di concentrazione. Oh, grazie a voi altri, frie e ulli. O se si migliori interpreti che si può desiderare. il purcicca al weekend in tal bosco
fasin un gioc. Viodin se ovesi imparat, cemut che si disin par furlan, lis vos dai animai. Quale ise fra questis bestis che cracciole? Oves 5 seconds per indovinà. Seso pronts? Allora, vie! L'animal cal cracciole ha lei il crot. Cra, cra. Vevis indovinat. Bras. Cumò, viodin so saves quai fra quest che a sogni animai camungulin. Oves 5 seconds. Pronts? Pie. I animai camungulin a son chesc, la vacchie e il taur. E comò, si riguardais o qual cal è l'animal cal si vile fra chesc? L'animal cal si vile e la marmotte. Vevis indovinat? Bravo nons! E infin, una domanda difficile. Quali isa l'animal calrone? L'animal calrone a lei il mus. E oh! Beh, vi so indovinata anche queste. Vo altri sì, cose sversa mis des besteutis. Lo sapevi so anche che Il chian e la chice a wacking, wagnin, wow, wow. il chiavale e la chiavale a sgagnissi. La piore e la chiavre a bebein. Beh. Il leon al ruge. Il lof all'urle. L'elefant al baris. L'ors arrugne. I poleciuz a piulin. Piu, 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 piu. Mariute e i Miluc. Testi e illustrazioni di Miriam Puppini. La Grama Editions. Mariute e i Miluc. Mariute pariessi une mariutine e je une vore birbante e svolete cucan pardut. Noie rose che je non vedi viodut, tocchiat, nasat e parce no, anche cerciat. Se la mamma disti sta un poc fermute, je buine di mobili so saluti stan sentade. Tan di svoletà sulla chiadre. Anche voi, la mamma gli fas la solita raccomandazione. Disinti di no l'ama seator, parce che le tim di sierade. Mariute, ascolte la mamma e pense. Sierade? Ma ci sarà che ste nuove stagioni? Biel che pense, une soffletade di aiar i dispetene li sos dos antenutis. Mariute! Le clame che il dispetos sofflanti enfri fros di ierbe biel già secchie. Cui sei tu? E domande la piccinine. E quel sofflant più forte. O soi l'aiar! Venis tu con me! Indula vas tu? I domande Mariute cui voi plens di maravè par quel che stave par sentì. Viodintele così legre l'aiar al chiappe fuarce e i dis. Amiluc! Cumoi è la stagione giuste. Mariute pete un salt di ghionde Miluc! e pense. Boins dolciuz di roseabi il plank. E cence spietà altri, vie di corse vier spantianins. L'aiar al soffle, je saltuce e pete il svol, e po' iu anchiemò paltroi. Ma l'aiar alle birbant, si nasquint, al cu che jenfri li sfueis gialis dai arbui.
Intanto Mariute non lo sin più. Aiar, aiar. E clame. Ma che il sito non il dis più al sta cidin. Mariute si chiate in tal miece di une boschette. Qui sa indulà che si nasquint. E pensa intanto che si chiale a tor. C'è tanti arbui, c'è ramacci, c'è fueis. E dis. E i milucci. In verità in che boschette non cressi il milucci. Ma Mariute non lo sa, e tutte chiappade e cir pardut. Mariute vola restorna in daur, ma non chiate più la strada di chiase. I ven quasi di vai. Ma per fortuna un chiavrul al passe per lì e dis con gentilecce. Che ciris tu, Mariute? E che? I milucci e la strada di chiase. E il chiavrul con muse di ridi rispuint. Oh, picciule Mariutine, tu has di là versi il quar, di lunchi il troi. Cano cresing milucci. Mariute devente tutte rosse in muse e disin gracis s'invie iu paltroi, quanche l'aiar si dismov. Mariute i dis solevade. Oh, sei stu tornati. Per un momento ti avevi perduto. Sastu, ho vindi là di lunca il troi. I milucci non cresi in te boschettis. Ridint, s'invin di lung dal troi e con grande ionde acchiati in tanti milucciars e i lor milucci dolci. Ma le è anche arrivato il momento di tornare a chiase con un gustoso milucci di regalà a mamme. Indovina, indovinello. Quale ise che robe che egli è grande come un yacht, e ha la voce come che di un yacht, e ha quattro chattis come un yacht, e ha il quarp cuvier di pei come un yacht, ma non è un yacht? Facile, la yatte! Lunedì, un yacht decide di mangiarsi un suris che girava a tor di tanti dis. Si era squindù da ur di une puarte e... Wow, wow! La suris, sicura che da ur de puarte al fosse un chian, e yes fur cence pure. E il yacht le mangie. La yatte subito dopo gli domande al som, ma c'è mutasto fatto? Chiareme, indidiue, bisogna cognossi al mancul dos lenghis. Seso boins di fevela par furlan. Inviai un vostri video, indulà che nos mandais un pinsir, une chiancion, une barzalette, une conte par furlan, o un vostri disegno lì che si vio di un momento in particolare di une puntate di mamma. Mandai al numero 333 72 02 vot 14 oppure a direzione di queste elettroniche maman@tvstar.com. Occhio, il telefonuto al vatignut in orizzontale e no in verticale. Non sta lontano, sta per chiacchiera mamma, tu lui vedo per fulano, non sta perditi mamma, non sta lontano, sta per chiacchiera mamma, tu lui vedo per fulano, non sta perditi mamma, non sta lontano, sta per chiacchiera mamma. Mamma! Andi, vedi, come tu has di ascoltarmi bene. Io e Chiara volevi studiare scienze, sculi, a chiesa me. E stanno che ieri una belle giornate ho 20 minuti barco svierz. Non lo avessimo mai fatto. Gli bestis, cadoglie, hanno attaccato a fare una confusione grandonone che non arrivavi neanche a finire di lei una pagina. Per esempio, la ghialina cocodecave, gli svacchi s'amungulavano, il mosso al ronave. Insomma, non si arrivava a capire proprio nulla.
Via dell'ore, Chiara ha avuto un'idea geniale. Urvin domandata a Frie e Uli di fanus di interpretis. E così gli animali hanno capito di fare un tic di cidinor e di lasciarlo studiare. E tu? Perché sgnauli sto cumò? C'è disi tu? Che anche tu hai bisogno dall'interprete come i personaggi famosi. No, non sta a fare il furbo. Tu mi capisci fin, ma sei ben. Mamma. Ieri va della giornata, Vasarino le ridate, con bravura io t'aldis, la mia tu parenti amis, tutti insieme in te chiasutte, ascoltaremo une storiute, conti giù se mostri, ogni dì si fa così, tutto primiero gran furlan, non sta piedi di mamma, non sta là lontan, sta fer chiacchia la mamma, tutto lui pierdo gran furlan, non sta piedi